Ben ritrovati in diretta con il nostro Linea Diretta, appunto per confrontarci con la CGIL del Veneto nello spazio dedicato alle tematiche sindacali e non solo. Oggi parleremo con Paolo Righetti, buongiorno, Buongiorno, grazie per l'invito. grazie a lei di essere venuto, appunto della segreteria regionale della CGIL del Veneto. Parleremo di un argomento che è stato davvero di estrema attualità in questi mesi, vale a dire le case popolari, diciamo pure ATER, e poi apriremo anche un po' un fronte sulle emergenze abitative, perché anche questo è un tema che è in realtà differente da quello delle case popolari, dell'edilizia popolare, ma che è stringente perché purtroppo la necessità è sempre maggiore da parte dei cittadini. Allora, Righetti, innanzitutto, case popolari. Dove eravamo rimasti? Nel senso, siamo in attesa dei correttivi della Regione, è un regolamento che ha creato molto scontento tra gli inquilini, perché comunque ci sono degli aspetti un pochino da limare, la Regione lo ha riconosciuto, pur difendendo comunque lo spirito di una riforma che anche gli inquilini, anche voi volevate, perché era ora di mettere una serie di paletti, no? Sì, diciamo non solo il regolamento ma anche la legge e il regolamento hanno assunto dei provvedimenti sugli assetti della gestione dell'edilizia residenziale che andava fatta nel senso che c'era bisogno di un aggiornamento, di un adeguamento, ma è stata fatta male. È stata fatta male perché i provvedimenti che discendono in parte dalla legge, in parte poi dal regolamento attuativo e di gestione dell'edilizia residenziale hanno determinato una situazione fortemente critica, in particolare per le persone più anziane, per le persone con minor reddito, ma in generale per tutto il mondo che ha attualmente accesso all'edilizia residenziale pubblico. Sia i criteri con cui è stato introdotto l'ISE-ERP, noi non mettiamo in discussione l'ISE come strumento, anzi da anni come sindacato stiamo sollecitando quello strumento come lo strumento più equo e completo per stabilire il rapporto, insomma, fra la domanda e l'offerta di Certo. servizi sociali e di servizi sociali pubblici. Mettiamo in discussione i criteri con cui è stato definito in particolare l'ISE-ERP, perché ci sono state alcune modalità anche tecniche che lo hanno reso particolarmente negativo, insomma, nella sua applicazione. E per le soglie di reddito che sono state assunte sia per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ancora di più rispetto alla permanenza, il diritto alla I famosi permanenza 20.000 nell'alloggio, euro. parliamo dei famosi 20.000 euro, ma parliamo anche dei provvedimenti che sono stati definiti rispetto alla definizione dei canoni di locazione. Ricordo quello che insomma si sta evidenziando per effetto di questi provvedimenti, insomma circa 6.000 famiglie per effetto di questi provvedimenti rischiano di avere lo sfratto per quanto riguarda la soglia di reddito che è stata fissata, ma circa l'80% di tutti quelli che hanno un alloggio di edilizia residenziale hanno avuto un aumento del proprio canone di locazione. In parecchi casi, anche significativi in termini di numero, parliamo di aumenti fino al 200-300% che rischiano di mettere in discussione la sostenibilità di questo canone di locazione. Sono stati definiti dei provvedimenti che, se applicati così come sono, potrebbero determinare una mobilità obbligatoria Sì. per tanti residenti in questi alloggi e parliamo anche di persone anziane, persone che hanno più di 65-70 anni, rischiando di mettere a rischio, insomma, il loro insediamento sociale, il loro insediamento territoriale, perché se li si obbliga ad andare da una parte opposta della città, parliamo soprattutto dei centri storici delle nostre città, è chiaro che gli si stravolge un po' la loro condizione sociale, la loro condizione di vita. Ecco, su questo insieme di elementi, sono tre principalmente, insomma, la soglia di reddito per l'accesso e per la permanenza, i criteri di definizione dei canoni di locazione e le modalità delle procedure di mobilità obbligatoria, noi abbiamo chiesto interventi sostanzialmente, radicalmente di cambiamento che vadano a tutelare maggiormente questa
la fascia della popolazione che ha bisogno, necessita, ha già in attribuzione l'alloggio oppure Certo. che richiede di averlo. Insomma. Ecco, tra l'altro appunto la Regione ha organizzato, istituito dei tavoli, Sì. no, di concertazione anche con le realtà Sì. territoriali che hanno dato dei risultati utili. Sì, il tavolo è stato fatto il 23 di ottobre, il tavolo tecnico regionale, alla fine di un percorso che aveva visto anche una serie di approfondimenti a livello provinciale, a livello territoriale. In quella sede a cui non partecipiamo noi, partecipano le associazioni degli inquilini, il SUNIA e il Sì. SICET. Abbiamo formulato e sostenuto queste proposte di modifica. I funzionari della Regione presenti al tavolo hanno condiviso gran parte di queste obiezioni, di queste necessità, di queste richieste, hanno assunto anche degli impegni per tradurle in atti concreti di modifica. In questi giorni la Regione ha annunciato di avere intenzione di definire quei provvedimenti, in parte sul collegato alla legge di bilancio e in parte come modifica sul regolamento. Però qua, come sempre, vale la cosa prima vedere i Certo. testi e i provvedimenti concreti e poi si potrà fare una valutazione se c'è qualcosa di concreto e se c'è qualcosa di positivo in termini nella direzione delle modifiche che noi abbiamo richiesto, perché ad oggi questi testi non sono disponibili, per cui stiamo aspettando che vengano approvati definitivamente e che si avvia anche l'iter istituzionale di discussione che dovrà coinvolgere la Commissione consigliare e dovrà coinvolgere il Consiglio. Noi siamo intenzionati da questo punto di vista anche a sostenere le nostre richieste o le eventuali carenze che dovessero permanere da questi provvedimenti annunciati dalla Regione, anche con un'iniziativa regionale a sostegno delle nostre richieste che solleciti, stimoli insomma, l'intero Consiglio regionale ad assumerle. Esatto, una mobilitazione anche degli inquilini stessi, insomma voi avete Certo. invitato proprio le persone a farsi Ci sentire. sono già state varie iniziative nei territori, anche iniziative a livello regionale. Noi come organizzazione sindacale abbiamo deciso di programmare la nostra iniziativa a ridosso A appunto ridosso. della discussione che si aprirà nelle sedi istituzionali, che poi sono quelle competenti ad assumere le decisioni. Certamente. Senta, nel frattempo però abbiamo sentito anche il governatore Zaia l'altro giorno intervenire in Consiglio regionale proprio su questo tema. I tempi si spera siano brevi perché nel frattempo gli inquilini pagano. Certo, e Persone in ci sono difficoltà. inquilini che sono veramente in condizioni di difficoltà. Fra le cose che richiedevamo è una definizione precisa anche e una rimodulazione della verifica dei criteri per definire la sopportabilità del canone e chiediamo anche di reintrodurre un tetto massimo di affitto, di rivedere i criteri con cui appunto sono stati Certo. definiti i canoni di locazione, perché sono stati assunti dei parametri OMI che sono dei parametri però standard che non tengono in considerazione della vetustà degli appartamenti. Nella maggior parte dei casi parliamo di appartamenti molto vecchi che hanno bisogno di manutenzione, che non fanno le ATER ma alle volte fanno direttamente gli inquilini, o che sono collocati in zone particolarmente disagiate, per cui non è pensabile di assumere come riferimento per il calcolo dei parametri standard. Bisogna fare una valutazione specifica per ogni alloggio, insomma. Certamente, quindi stiamo a vedere nella E l'altro speranza. elemento è, anche una volta ridefiniti i criteri in modo più equo, in modo più pertinente, più corretto, possono persistere casi di difficoltà a sostenere il nuovo canone ridefinito. Certo. E in questi casi noi chiediamo che venga definita con certezza l'intervento del Fondo di solidarietà, non che sia un percorso opzionale, discrezionale da parte dei singoli dirigenti dei singoli ATER territoriali, Certo. ma che vengano definite procedure certe, anche per quanto riguarda la mobilità obbligatoria. Cioè, già la legge ipotizzava che possono esserci delle attenzioni verso la popolazione anziana, però non basta dire ci vuole attenzione, devono esserci regole precise e criteri precisi. Mi dicono dalla regia che c'è una telefonata. Pronto? Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Prego. Chi è? Da dove chiama, signora? Allora, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno.
Buongiorno, La sentiamo bene. io chiamo da Conegliano Sì, Veneto. Sì. sì, Allora, il discorso delle ste case popolari, le mesi che andiamo a fare assemblee, andiamo a fare riunioni, andiamo a fare proteste. sì. E niente, tutti parlano di l'ISE è troppo alta, abbiamo 2 anni di tempo per andare fuori, ci hanno messo l'affitto al massimo, ma nessuno pensa e parla mai delle manutenzioni che l'ATER dovrebbe fare. L'abbiamo accennato proprio 2 istanti fa, esatto. Sì, anche perché io so che ci sono un sacco di appartamenti chiusi. Cominciassero a sistemare quelli? Perché qui la certezza che vengano dentro persone che poi riescono a pagare l'affitto non è al 100%, Cioè, buttano fuori quelli che sono sicuri che pagano, perché i pensionati sono quelli sicuri nei pagamenti, perché la pensione la perdono quando muoiono. Uno che va a lavorare può perdere il lavoro, vede cosa succede da oggi a domani. Per cui un po' di buon senso, per me non hanno avuto buon senso. Abbiamo capito. Ok, signora, grazie infinite della sua telefonata, grazie. Che dice? Non, Questo è un po' non il posso che essere malcontento d'accordo con la generale. signora, infatti è uno dei motivi insomma, per cui noi stiamo sollecitando da tempo la Regione a intervenire. Però la cosa che richiamava all'inizio è forse quella più importante. Cioè, questa vicenda ha fatto riemergere con forza quello che è il problema vero, il problema più grande, e cioè un grande scarto fra quella che è una domanda sempre più crescente Sì. e anche diversificata, perché non è più solo quella tradizionale, coinvolge anche i giovani, tanti giovani coppie, e quella che è invece l'offerta di Perché in lista edilizia d'attesa, residenziale ricordiamo, pubblica. Parliamo ad oggi di circa 14.000 domande in evase e in parliamo di Veneto. quelle che sono state fatte, formalizzate. Noi abbiamo la percezione che in realtà il bisogno sia anche maggiore, anche molto, molto più ampio. Per cui 14.000 domande in evase testimoniano di uno scarto grande e di una carenza forte di edilizia residenziale pubblica, di alloggi in edilizia residenziale. E questa cosa la stiamo denunciando e sollecitando da anni e siamo in presenza, certo anche a livello nazionale, ma anche in questa regione, siamo qua nel Veneto, di un'assoluta mancanza di intervento sia in termini di programmazione sia in termini di investimenti. È in discussione in questi giorni l'approvazione della legge di bilancio 2020, del bilancio previsionale 2020-2022, anche quest'anno non c'è nessuno stanziamento della Regione che vada nella direzione di iniziare almeno gradualmente un programma di nuova edilizia residenziale pubblica o perlomeno, anzi partendo magari dalla ristrutturazione, della messa in sicurezza e della sistemazione dei tanti appartamenti che non sono utilizzabili perché non sono, come diceva la signora al come diceva la telefono. signora, non sono affittabili perché hanno Non sono bisogno di una agibili. manutenzione straordinaria oltre che ordinaria. Mi pare che si parli di 4.000 appartamenti sfitti. Anzi, siamo in presenza invece, negli anni ci sono stati più provvedimenti e più bandi che vanno nella direzione della vendita del patrimonio pubblico, Sì. motivato con l'idea che gli introiti che si hanno vengano destinati appunto alla sistemazione, alla ristrutturazione degli appartamenti che hanno bisogno di essere sistemati, ma in realtà non abbiamo visto nulla di tutto questo, insomma c'è stato un percorso di vendita, non c'è stato né una programmazione di nuovi alloggi che andrebbe anche mirata alle nuove domande che, ripeto, sono diversificate perché non c'è più solo la famiglia tradizionale numerosa, no? No, è quasi una Abbiamo minoranza, tante direi. famiglie Sì. monoparentali, tanti anziani da soli, abbiamo giovani coppie, insomma c'è un bisogno che richiederebbe un intervento programmato. Noi fra le richieste principali che stiamo facendo alla Regione, oltre alle modifiche concrete più immediate sulla legge, sul regolamento attuativo, stiamo chiedendo anche e soprattutto di cominciare ad attivarsi con una programmazione e con le risorse necessarie per dare una risposta a questa esigenza. E questo mi fa anche fare un'altra riflessione
sull'importanza della casa, del diritto alla casa, dell'accesso alla casa, perché siamo anche in una situazione a livello nazionale e anche qua in Veneto dove tutti riconoscono, perché sono certificati dagli uffici di statistica, che c'è un aumento esponenziale della soglia di povertà sì. delle persone in condizione di povertà o assoluta o relativa. Ovviamente quelle di povertà assoluta hanno una dimensione, quella relativa è ancora più ampia. Ed è una realtà che riguarda, magari in modo minore che rispetto ad altre regioni, ma riguarda anche il Veneto. Parliamo di 700-800 mila persone che sono stimate a rischio di povertà. E forse per la prima volta da tanti anni questa soglia comprende anche persone che lavorano. Il mondo del cosiddetto lavoro povero, del lavoro precario, del lavoro discontinuo, del lavoro sottopagato, in alcuni casi veramente sfruttato, che lavorano ma hanno un reddito che non gli permette sicuramente di accedere a tanti servizi essenziali. Dentro questa condizione il fattore della casa è uno dei fattori che incide di più, perché se uno deve trovarsi una casa a valore di mercato e ha quella condizione di discontinuità lavorativa o di sottoretribuzione e magari ha in mente un progetto di vita, di farsi una famiglia, di avere dei figli o li ha già, e magari deve andare con la pensione dei genitori in banca a fare il mutuo, a rischio di non essere in grado. Sì. Per cui l'offerta, in questo caso stiamo parlando dell'edilizia residenziale pubblica, è uno dei fattori importanti su cui intervenire. E se non si comincia, anche perché non è che le cose si risolvono da un giorno all'altro per costruire gli edifici. Ma perché non si fa, secondo voi? Non si fa perché c'è una ristrettezza delle risorse, ma evidentemente perché rispetto alla priorità sull'utilizzo delle risorse si scelgono altre priorità. E noi è da anni che denunciamo che sul sociale nel suo complesso questa regione sta facendo poco, non è una delle priorità su cui interviene. Certo, vengono fatti dei bandi ma limitati insomma, all'utilizzo dei finanziamenti europei. La regione di proprio sul sociale da anni sta mettendo poco. E parliamo di una materia in cui la regione ha una titolarità. La regione Veneto è una regione molto efficace, molto brava a valorizzare e a promuovere le cose, diciamo, positive che fa, ed è altrettanto brava a minimizzare e a nascondere le tante carenze che invece ci sono, oppure attribuirne la responsabilità ad altri livelli di governo o alla mancanza di autonomia, che è uno dei temi centrali e che la regione prospetta come se lo avesse come un intervento salvifico e risolutorio di tutte le carenze. Però qua siamo in presenza in questa regione di ambiti di intervento che sono già nella piena titolarità della regione e invece ci sono delle carenze molto forti. Questa dell'edilizia residenziale pubblica è una, ma stando al sociale voglio ricordare che anche su un tema così importante che riguarda anche qua in particolare il mondo degli anziani, della non autosufficienza, come gli istituti, le case di riposo, le strutture pubbliche, le cosiddette IPAB, è l'ultima regione in Italia, l'unica regione in Italia, forse ancora la Sicilia non l'ha fatto, insomma, che non ha fatto una legge di riforma che vada a rafforzare e incentivare le strutture pubbliche, anche qua soprattutto cercando di colmare quella carenza che c'è fra una domanda sempre più crescente, perché cresce l'età della popolazione e cresce anche la popolazione non autosufficiente, certo, e l'offerta di residenzialità nelle case di riposo. E anche in questo caso perché, secondo voi? E anche in questo caso parliamo di dimensioni, perché i posti letto accreditati sono 32.000. Se guardiamo la popolazione non autosufficiente nel Veneto arriviamo sui 200.000, insomma, no? Però i posti letto accreditati sono 32.000. E le impegnative di residenzialità, cioè quelle impegnative dove la regione copre i costi di carattere sanitario che sono a proprio carico, insomma, sono 25.000, per cui vuol dire che circa 7.000 utenti
sono nella condizione di dover pagarsi l'intera retta, e parliamo di rette che arrivano ai 2.500-3.000 euro. Perché? L'ho detto prima, una delle motivazioni principali che viene addotta è quella della mancanza di risorse, della ristrettezza di risorse. Noi dietro questa carenza di intervento, questa mancanza di intervento, vediamo anche, almeno gli effetti sono questi, non so se rispondono anche a una volontà politica precisa, a forti processi di privatizzazione. Insomma, se pensiamo alle IPAB, se le cose stanno ferme, non è che non succeda niente. Le strutture pubbliche calano in termini di disponibilità di posti letto, in termini di competitività con le strutture private, e per cui e queste ultime crescono naturalmente, la domanda si sposta là, però con un peggioramento della qualità dell'accesso a questi servizi, con un aumento dei costi di partecipazione, e anche con un abbassamento, noi lo verifichiamo frequentemente, della qualità dei servizi. D'altronde ci sono anche tanti episodi ormai anche di cronaca, no? Delle indagini giudiziarie che stanno emergendo e che testimoniano di questo rischio e di questa realtà, perché è già una realtà, e si traduce poi anche in un peggioramento delle condizioni di lavoro. Per chi ci opera, per chi ci lavora. Nel mondo del privato vengono applicati contratti che non sono quelli firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sono quelli, alle volte quelli che noi definiamo contratti pirata, perché fissano condizioni veramente di regressione sul piano dei diritti e delle tutele, ma anche nelle stesse strutture pubbliche, che magari rimangono e resistono come struttura pubblica, però si determina un processo di esternalizzazione delle attività. Esatto. Per cui tutta la catena dell'appalto, del subappalto e via dicendo. La fermo un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. La signora Lucia da Conegliano, è corretto? Buongiorno. Pronto? Pronto? La sentiamo. Buongiorno. Senta, io abito su un appartamento piccolo, sono da sola. Per motivi di lavoro io mi sposto di mattina presto e vado a casa la sera. Sono tanti anni che le ho sempre pagato l'affitto, anche tante volte anche 2 o 3 bollettini insieme. Solamente che ultimamente ci sono persone nelle vicinanze oppure il condominio dietro che non si fanno purtroppo, non voglio essere volgare, non si fanno gli affari propri e stanno andando sempre in comune a dire che non sono mai a casa. Ma se io parto presto la mattina e vengo a casa alla sera tardi, come posso comportarmi con questo? Se il comune per caso vuole togliermi l'appartamento, può farlo? Lei ha un alloggio di che genere, signora? Ha una casa popolare? Sì. Ok. C'è questa possibilità, Righetti? Non credo che un comune o l'ATER di riferimento possa fare affidamento solo su una segnalazione di un vicino. Dovrà eventualmente, se lo ritiene, fare sentire lei direttamente, e lei avrà modo di dimostrare che invece lavora e utilizza l'appartamento in base alla sua organizzazione di vita, ma lo sta utilizzando realmente, insomma. Per cui ecco, mi auguro che non ci sia da parte degli enti preposti una decisione senza fare una verifica di una dichiarazione qualsiasi di un vicino o di qualsiasi persona. Insomma, non dovrebbe essere così, e mi auguro che non sia così. Si innescano anche queste dinamiche, esatto. Insomma, poi, no? Probabilmente proprio perché c'è quello che dicevamo prima, c'è anche un po', si scatena un po' una guerra tra poveri, no? Se non è stata contattata, chieda a lei direttamente di andare a chiarire e a dimostrare, insomma, che quelle cose non sono assolutamente vere. Beh, ma poi c'è la polizia locale, no? Che in caso fa delle verifiche in questo senso. Le istituzioni e gli organismi hanno modo di fare le loro verifiche, insomma. Ecco, perché la casa ai noi diventa anche, no, poi un piccolo lusso da difendere, no? Quando c'è una contrazione dell'offerta, soprattutto dell'offerta pubblica rispetto ai servizi essenziali, rispetto alla domanda, questo spesso purtroppo innesca anche la cosiddetta guerra tra poveri, no? Esatto. Si fa la guerra tra ultimi
tra penultimi e ultimi, invece di guardare a quello che è il problema vero, e cioè il riprendere delle politiche sociali e socioassistenziali che devono essere la priorità rispetto a una fase particolarmente complicata che stiamo vivendo. Insomma, si è usciti da un periodo di crisi e non si è ancora usciti totalmente, il livello di occupazione non è tornato sicuramente quello di pre-crisi, perché sia i dati bisogna leggerli. In questi ultimi anni in questi ultimi anni c'è stato un recupero, ma un recupero in termini numerici di persone, ma non in termini equivalenti. Le ore lavorate in realtà restano ancora molto meno di quelle di 10 anni fa, e poi della qualità del lavoro, della qualità delle retribuzioni, e questo è un aspetto che riguarda le responsabilità di tutti quanti, le responsabilità della politica, di chi ha fatto e chi fa le leggi sul lavoro, le responsabilità del mondo dell'impresa, insomma, perché anche e soprattutto qua in Veneto siamo in una regione che ha puntato molto alla competizione basata sulla riduzione più ampia possibile del costo del lavoro, che si traduce in bassi salari, in un basso riconoscimento del livello di professionalità, di specializzazione anche dei giovani. Non è un caso se siamo una delle regioni in cui tantissimi giovani scelgono di andare all'estero, perché anche le figure specializzate che hanno fatto un percorso di studi di specializzazione non hanno un riconoscimento adeguato della loro professionalità. Senta, è stato un periodo in cui si è ricorso anche alle abitazioni per le emergenze vere e proprie abitative, non parliamo di edilizia popolare, parliamo di quei periodi temporanei in cui si è dovuto sistemare chi è rimasto letteralmente in mezzo a una strada. Abbiamo visto che, insomma, noi in Veneto non eravamo onestamente abituati a questo durante questa crisi economica, gente che viveva in macchina, voglio dire, per cui insomma famiglie intere. Ecco, sul fronte degli alloggi, anzi mi dicono fermi tutti dalla regia che c'è un'altra telefonata, evidentemente l'argomento è, l'abbiamo detto, di stretta attualità. Vediamo, sentiamo chi c'è al telefono. Buongiorno. Buongiorno, sono una signora di Cadoneghe, Laura. Io ho fatto tramite il signor Brambin di Padova, ho fatto la richiesta perché mi era arrivato un affitto abbastanza alto. Dopodiché, dopo un po' di giorni tramite i servizi ecosociali e tutto, dopo l'ATER di Padova mi ha chiamato dicendo di mandare una lettera per richiedere il ricalcolo dell'affitto. Devo ancora ricevere la risposta. Come devo comportarmi? Devo contattare ancora il signor Brambin o devo aspettare? Grazie signora, prego. Beh, lo ricontatti senz'altro. Se adesso io non conosco il caso specifico, rientra fra le richieste che abbiamo fatto anche a legge immodificata, insomma, no? Abbiamo chiesto di rivedere tanti casi che non ci sembravano congrui anche nella definizione del canone, che è stato formalizzato e inviato con raccomandata a tutti gli inquilini. Per cui ci sono parecchi casi che abbiamo chiesto di rivedere, di riconsiderare. Credo che questo faccia parte di questi casi. Io non sono in grado di dare una risposta, però se aveva contattato Brombin, che è il coordinatore regionale del SUNIA del Veneto, senza problemi lo ricontatti senz'altro, che la saprà aggiornare eventualmente o potrà informarsi eventualmente se la pratica è stata presa in considerazione, quali tempi ci sono, anche perché noi parliamo di tempi neutri, però un inquilino che ha avuto un aumento importante del doppio o del triplo rischia di non essere proprio in grado di far fronte. Se in più questa cosa è stata fatta per degli errori o perché mancavano elementi di conoscenza o che non erano stati comunicati, a maggior ragione prima si interviene per modificarlo, insomma, è meglio è. Insomma, Ecco. Il tempo sta finendo velocemente. Sul fronte delle emergenze abitative c'è una risposta sufficiente dell'istituzione? No, nella carenza generale che dicevamo prima c'è anche una carenza
che riguarda le risposte alle emergenze, perché adesso io non sono proprio un tecnico, probabilmente c'è una quota proporzionale rispetto al Certo. volume complessivo degli alloggi disponibili che sono da riservare alle emergenze, ma se la quota complessiva è insufficiente a far fronte alla domanda generale, ovviamente si riflette anche sulla risposta alle emergenze che, come ha giustamente sottolineato, sono molte. In questi anni si Sì. sono amplificate Sono state molto, di davvero diverso tante, genere, per esatto, diversi motivi, sì. ma sono molte. Ma anche degli insospettabili, tra Per cui, virgolette, no? a maggior ragione c'è urgenza Di dare di fare un risposte. programma di Sì. investimenti sull'edilizia residenziale pubblica. La Regione deve decidere che questa è una delle priorità su cui investire risorse, mettere risorse. Si ragioni su dove andare a prenderle. Le faccio un ultimo ragionamento, no? Proprio perché riguarda il rapporto fra priorità, intervento sul sociale e anche politiche fiscali. Questa è una regione che da sempre ha sposato come priorità politica sua quella di non applicare nuove addizionali, nuove tassazioni, quelle che sono possibili, l'addizionale IRPEF a livello regionale, se ne vanta, è orgogliosa di questo. Certo. Però noi diciamo che se contestualmente tu non sei in grado di investire risorse in risposte a bisogni e ad esigenze essenziali, a servizi essenziali per la popolazione, questa scelta non è più una scelta equa e giusta, è una scelta iniqua. Certo, ovviamente. Perché io penso che rispetto a alcune emergenze, ad alcuni bisogni prioritari, sarebbe equo e non scandalizzerebbe nessuno se sulle fasce di reddito più alte si applicasse anche l'addizionale IRPEF regionale. Parliamo ovviamente dei redditi più alti, insomma, Certo. garantendo insomma, i redditi più bassi, i redditi medio-bassi. Sì, insomma, esatto, prima di impoverire esatto. anche quelli, esatto. E il tempo è terminato, ahimè, visto che vola e poi l'argomento, l'abbiamo detto, insomma, quando si toccano questi temi sono sempre argomenti molto seguiti. Io ringrazio Paolo Righetti. Grazie a voi, grazie della segreteria regionale della CGIL, appuntamento tra l'altro con linea diretta al mese prossimo con voi. Grazie a chi ci ha seguito, a chi ci ha telefonato in diretta e una buona giornata a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci.